Amici sportivi, soprattutto amanti del futsal, un buon pomeriggio dal Palaciconia di Ponzano Veneto, a due passi da Treviso. Siamo arrivati alla 16ª giornata del campionato di Serie A e si ritorna quindi a giocare contro i campioni d'Italia della Meta Catania. All'andata la vittoria della formazione della compagine allenata da Wanra, una vittoria per 4-2, ma sono passati già alcuni mesi. I rosazzurri comunque sono sempre una formazione molto difficile da incontrare, sarà una sfida davvero importante per la formazione di casa della Came Treviso. Andiamo a vedere quelli che saranno i protagonisti mentre stanno entrando in campo le due formazioni. Iniziamo dalla formazione della Meta Catania con Tornatore, Poda, Musumeci, Silvestri, Pulvirenti, Salamone, Bocao, Turmena, Tim, Musumeci, Carmelo, Sechera e Musumeci, Mario. Per quanto riguarda invece la formazione di casa abbiamo Pietrangelo, Wolex, Del Gaudio, Sutun, Gaetano, Musumeci, poi Giappa, Fior, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Donin e Saccon. Vediamo anche gli arbitri, sono Giovanni Zannola di Ostia Lido, Raffaele Bonocoro di Castelmare di Stabia e Daniel Fior di Castelfranco Veneto, inquadrati dalla nostra regia. I supporters della formazione bianco-blu, il solito strette di mano da parte delle due formazioni, con anche le panchine avversarie e soprattutto con gli arbitri. Si diceva partita decisamente interessante quest'oggi al Palaciconia in un orario inconsueto. Nella prima parte del campionato la formazione trevigiana iniziava a giocare alle ore 18:30, il nuovo orario sta alle ore 17, ma su richiesta della formazione ospite si è anticipato di un'ulteriore mezz'ora e quindi si inizierà appunto alle ore 16:30, quindi in pieno pomeriggio. Quasi tutto pronto, le consuete foto, vediamo dei campioni d'Italia, del fotografo ufficiale della Came Treviso, che ora andrà a fotografare dall'altra parte la formazione di casa. Si sono già giocate altre partite in questa 16ª giornata. La Feldi Eboli ha battuto l'Active Network 4-2. Benevento ha perso in casa contro l'L84 Torino per 3-2, vittoria per 4-1 del Napoli Futsal sul campo del Cosenza, successo dell'Ital Service Pesaro contro Roma per 4-3 e poi sempre giocata in precedenza lo Sporting Sala Consilina ha battuto il Vilum Italy Petrarca per 4-3 e l'Ecco GC Zenzano ha superato il Sandro Abate per 5-3. Praticamente mancano soltanto due partite, quella che ora è appena iniziata con il possesso di palla della formazione di casa, e tra una mezz'ora ci sarà il match tra il Manfredonia e la Fortitudo Pomezia. Come avete visto siamo già all'inizio del match, l'inquadrato Sutton che si era già portato in avanti per cercare di dare qualche problema alla difesa avversaria. Possesso di palla quindi da parte dei campioni d'Italia, con il pallone che ora arriva a Turmeno, si accentra con il sinistro, poi il passaggio ancora in appoggio per Turmena, il tentativo di Salomone, chiuso il giocatore con la maglia numero 8 e ci sarà la rimessa in gioco, la rimessa laterale a favore della formazione di Treviso, con Wolex che è pronto, guarda la disposizione dei propri compagni, poi lancia verso Giappa, spalle parte Wolex e parte il tiro, il sinistro che si spegne sul fondo dopo un leggero scontro con Bocao.
Turmena è sulla destra, Bocao sulla sinistra, in avanti il tentativo di passaggio per l'attaccante, per il numero 6, intanto ha superato la linea mediana del campo, però erano già passati i 4 secondi per quanto riguarda il portiere della formazione ospite, e si riprenderà dal punto indicato dall'arbitro con la distanza. Sicuramente ci sarà un passaggio. Sutton, il pallone per Wolex cerca di superare l'avversario, poi il pallone sull'uscita da parte del portiere della Meta Catania, e quindi il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Cerca di rimanere in attacco Wolex e il pallone praticamente passa vicinissimo alla linea di porta, ma finisce dall'altra parte, e quindi Kame, che ha cercato subito di premere sull'acceleratore in questi primi secondi di inizio del match, con già un paio di tentativi per andare in vantaggio. Pallone recuperato ancora dalla formazione di casa, con Wolex che cerca di passare la palla al compagno, non riesce. Turmena, su di lui c'è Giappa, pallone recuperato dalla Kame, ancora con il capitano della formazione trevigiana. Sutton all'indietro, il rilancio con Bocao, che non ci pensa due volte, con il piattone destro a mettere il pallone fuori. Giappa, cambio di gioco, Wolex non riesce a gestire bene il pallone, però la palla arriva ancora per Sutton. Giappa ha cercato di allargare per Wolex, ci sono le proteste da parte di Sutton nei riguardi dell'arbitro, perché avrebbe voluto fischiato evidentemente un calcio di punizione a proprio favore. Ora una triangolazione cercata con il portiere da parte dei giocatori della Meta, ancora Turmena che non è riuscito a raggiungere il pallone. La rimessa laterale, il conteggio da parte dell'arbitro, subito in velocità Sacon per Sutton, all'indietro per il portiere, ancora Sacon, palla che arriva a Wolex, che si era disposto come ultimo uomo la fase difensiva della Kame. Sacon con parte Sutton, la presa da parte del portiere della Meta, con la palla che ora finisce a favore della formazione ospite, con il risultato che è ancora bloccato sullo 0-0. Questo forse è il primo tentativo con il quale la squadra siciliana ha provato a portarsi in avanti dalle parti della retroguardia della Kame Treviso. Nulla è riuscito. Comunque Sichera ha avuto già il suo bel da fare in questo inizio di match per le incursioni della formazione bianco-blu, che si porta nuovamente nella metacampo avversaria, con Wolex centralmente per Sutton, perde il controllo del pallone, palla che arriva nuovamente al numero 7 della Kame. Su di lui c'è il numero 22 Carmelo Musumeci. Ancora Wolex, palla che in qualche modo arriva a Giappia sul cerchio centrale del campo, ancora lo scarico per Wolex, diagonalo sempre molto bene i due giocatori, parte il tiro, c'è il pallone che viene toccato da Bocao e la palla che finisce in corner, con Sutton che è pronto a mettere la palla in mezzo per Wolex. Il tiro, la risposta da parte del portiere della Meta Catania, è ancora una volta la grande visione di gioco da parte del portiere della Meta Catania, Pedro Enrique Sichera. Come dicevo, in questi primi minuti ha avuto il suo bel da fare, poi c'è il tiro in una posizione abbastanza laterale che non finisce bene. Ora palla in velocità per il tentativo
da parte di Carmelo Musumeci. Abbiamo rivisto intanto nel replay la situazione che poteva essere molto favorevole a favore della Came, poi Wolex anticipa il portiere Alessandro Fior. Sostituzione, entra Michele Podda al posto di Turmena, fa il suo esordio in questa partita il numero 2 che si è spostato sul lato destro. Ora vediamo l'avanzamento di Siqueira e parte in tiro pericoloso. Questa volta è la formazione rosazzurra, con la possibilità di questo corner. Sul punto di battuta c'è Boccao, parte il destro ed era un pallone indirizzato sul secondo palo da parte di Carmelo Musumeci, palla che non finisce di molto fuori. Rivediamo nel replay e c'era stato anche il tentativo eventualmente di intercetto da parte di Boccao e nulla di questo, tutto questo è riuscito. 4 minuti di gioco che sono andati veramente molto velocemente, divertente la partita sino ad ora, con ora i campioni d'Italia che dopo aver subito diversi attacchi della Came stanno cercando di emergere dalla propria metà campo per rendersi maggiormente pericolosi. Il pressing di Pulvirenti, ora vediamo Wolex, il pallone intercettato nuovamente da Musumeci. Le indicazioni sotto la nostra postazione da parte di Silvio Roscia. Tra poco entreranno 2 giocatori dalla panchina, vale a dire Donin e Di Guida. C'hanno il frattino pronti ad entrare appunto sul parquet del Palacicogna. Gli applausi da parte della panchina dei padroni di casa per questo nuovo tentativo di iniziativa della formazione della Came Treviso, che ora ritorna in possesso di palla. Sacon parte il destro, spara altissimo in questa occasione. Dopo 4 minuti e mezzo di partita, Sacon che ora torna all'interno della propria metà campo, anche perché Pulvirenti si è già posizionato al limite dell'area di rigore. Vediamo che Podda scatta, invece si decide di lanciare lungo per Pulvirenti e la palla finisce sul fondo. Con le mani Alessandro Fior per Wolex, pallone che finisce direttamente fuori. Questa volta non è arrivata la sfera al qui inquadrato Giappa, che si va a posizionare più all'interno del rettangolo di gioco, lasciando lo spazio sulla destra a Wolex. Più indietro c'è Di Guida, eccolo qui sul cerchio centrale del campo, è entrato con la maglia numero 14 il giocatore della Came. Di Guida per Wolex danza sul pallone, poi d'esterno destro cerca Di Guida, in qualche modo il pallone gli viene restituito dallo stesso numero 14. Ancora Wolex, palla per Di Guida, si chiude a riccio la difesa della Came, il pallone in qualche modo arriva a Sacon, cade a terra, è tutto regolare. Poi c'è il gioco pericoloso, l'arbitro dice che il pallone è a favore della Meta Catania, lo ha tenuto bloccato a terra. Sacon non è una cosa che il regolamento non prevede e quindi non è fallo, ma calcio. Quindi attenzione, perché c'è il tentativo sotto porta del neoentrato Mario Musumeci con il numero 74. È entrato in campo e subito si è messo in luce il numero 74 vicino al gol del vantaggio. La Meta Catania dopo 5 minuti e mezzo di gioco, con il risultato che permane ancora sullo 0-0, inviolato sinora tutte e due le porte. Prova nuovamente la Meta Catania, attenzione Podda, il tiro, il sinistro, palla che sfiora il palo
alla destra di Fiora, nuovamente in velocità l'azione della formazione di Wanra, che è riuscita a trovare lo spazio sulla destra con il numero 2 Podda. Il suo mancino ha cercato a giro, ma la palla non si è incurvata quanto fosse necessario e quindi nulla di fatto. Intanto cerca in qualche modo Azzoni a recuperare la sfera vicino all'area di rigore avversaria. Ancora ottima l'azione in attacco di Mario Musumeci, che in qualche modo guadagna il corner. Un'azione ben fatta su Donin da parte del giocatore della Meta Catania. Formazione ospite che prova nuovamente questo attacco. Pallone che non filtra. Intanto è entrato anche il Musumeci, diciamo, della formazione della Kame, vale a dire Gaetano Musumeci. Una partita dove i Musumeci non mancano. Intanto porta avanti il pallone in velocità Siqueira, con la possibilità di cedere la palla a Podda, poi pallone che finisce fuori, il rimbrotto da parte di Carmelo Musumeci nei riguardi di Podda. Evidentemente avrebbe voluto una differente giocata in attacco il compagno di squadra del numero 2, che ora viene servito. Podda. Nel frattempo c'è anche Silvestri col numero 5, Podda, Silvestri e poi anche Mario Musumeci assieme a Carmelo Musumeci in campo in questo istante per la Meta Catania, che perde il pallone nella metacampo avversaria, con la Kame che prova a ripartire con Anazzoni, però nuovamente l'attacco da parte della formazione siciliana, la risposta con il piede di Fior, che sul primo palo non si fa trovare impreparato il giovane giocatore a disposizione di Silvio Rocha. Spesso e volentieri il tecnico della compagine trevigiana ruota i propri portieri, questa volta appunto è il turno di Fior. Palla che esce, non è stata gestita al meglio questa volta da Gaetano Musumeci, dal numero 11. Rientra Turmena e se ne va in panchina Podda. Per quanto riguarda questo ovviamente la Meta Catania, Turmena con il mancino, su di lui l'ex compagno di squadra. Intanto Musumeci, Carmelo con il punta cerca di far proseguire l'azione con il pallone che era rimasto all'interno del rettangolo di gioco, ma ora il numero 22 della Meta Catania ha la possibilità di rimettere in moto Turmena sempre col mancino, cerca di inserirsi. Carmelo Musumeci per Silvestri, pallone recuperato da Donin, ha cercato il passaggio per Azzoni che era già partito. Le indicazioni di Silvio Rocha: Sutton e Sacon saranno i primi due giocatori che rientreranno nella circolazione. Intanto c'è il sinistro pericoloso da parte di Turmena, che si è accentrato e ha scoccato con il sinistro un tiro importante, molto utilizzata quella zona del campo per cercare di rendere difficile la fase difensiva della Kame. Lancio per Musumeci, il pivot della formazione di casa, la chiusura di Guida che avrebbe voluto la rimessa in gioco, invece l'arbitro ha restituito la palla a Turmena che è in possesso proprio in questo istante. Si ripassa dall'estremo difensore, Turmena cerca di spizzare il pallone di testa troppo alto e finisce qui l'azione momentaneamente offensiva della squadra siciliana. Ed ecco qui che rientra Sacon al posto di Azzoni. Di Guida parla con l'arbitro, evidentemente ancora della situazione precedente. Sacon, Donin dall'altra parte, va sempre in verticale, ora
c'è anche Del Gaudio in campo. Sacon, palla subito in verticale per l'89, troppo lunga. L'intervento quindi nella fase difensiva, riparte Bocao, il pressing di Del Gaudio e anche di Donin, e poi c'è anche Sutton. Attenzione, palla che è recuperata da Donin, ma solo per un attimo, cerca di velocizzare l'azione anche la formazione ospite, ma il controllo di Mario Musumeci non è di quei migliori, e quindi ora si rivede anche Wallace che si va a posizionare come di consueto dalla parte destra. Sbaglia completamente il passaggio in avanti verso Del Gaudio. Sostanzialmente la Kame ha ora 3 pivot, non in campo ma in generale nella rosa a disposizione del Gaudio, Gaetano Musumeci e Giappa quindi nelle rotazioni può ancora un po' più respirare. Attenzione, questo tiro cross sul quale non è riuscito ad intervenire sotto porta Mario Musumeci. La bella azione della Meta Catania che ora in diretta va a recuperare il pallone con Bocao. Sta stazionando da diversi minuti ormai all'interno della metacampo avversaria la formazione della Meta Catania, che cerca di girare il pallone, di trovare il varco giusto per inserirsi in maniera vincente. Del Gaudio, attenzione che 2 giocatori si toccano, gli arbitri fanno proseguire. Turmena, palla scaricata ancora per Bocao, è deciso a tirare, pallone recuperato da Sacon in velocità, ma c'è l'ottimo rientro e soprattutto l'ottimo intervento da parte di Salomone. Wallace dall'altra parte con Bocao, Sacon, parte il tiro Del Gaudio subito in velocità per Sacon, l'intervento nuovamente risolutore di Turmena, che chiede di rientrare, diciamo, in panchina al suo posto. Ecco qui Podda. Punteggio di 0-0, il primo quarto di partita è già passato, siamo a 9 minuti e 39 al termine del primo tempo. Una cosa da sottolineare è il fatto che sino ad ora non si sono registrati falli né da una parte né dall'altra, 0-0 sia nel risultato sia nei falli commessi. Fior, palla scaricata molto bene da Sutton per Sacon. Sutton si era già portato in avanti ma non viene servito. Wallace, su di lui c'è Bocao. Attenzione, Wallace, parte il tiro a rete e il vantaggio della Kame. Combinazione splendida, Wallace Sacon, e quindi a 9 minuti e 12 dall'intervallo la partita si sblocca con la rete di Wallace. Kame 1, Meta Catania 0. Abbiamo visto nel replay l'ottima sortita offensiva della formazione, la rivediamo. Wallace in surplus, la combinazione, la triangolazione, il sinistro vincente, non ci può fare nulla questa volta l'estremo difensore della Meta Catania, il pallone che si insacca alle sue spalle e punteggio che è di 1-0. All'11° minuto di gioco quindi si è sbloccato il match qui al Palacicogna di Ponzano Veneto. Il più pericoloso sino ad ora per quanto riguarda la Kame era stato sicuramente Wallace con le sue iniziative partendo da destra. In precedenza aveva provato anche diverse combinazioni con Giappa, questa volta ha fatto di sua prima intenzione tutto da solo e quindi è riuscito in maniera vincente a realizzare. Intanto Giappa, parte nuovamente Wallace, il colpo di tacco e la palla in rete! Cosa abbiamo visto? Che colpo di tacco di Wallace e il pallonetto da parte di Sutton, il cucchiaio vincente da parte
di Sutton. Rivediamo il colpo di tacco di sinistro, arriva in corsa Sutton, il pallone che si insacca. Davvero gran futsal qui al Pala Ciconia, davvero un gol confezionato alla grandissima dai colori bianco-blu. E quindi a 8:32 dal termine del primo tempo, nel giro diciamo di pochi secondi, meno di un minuto, un 1-2 clamoroso da parte della formazione di Silvio Roscia, qui inquadrata nella fase di time out richiesto dalla Meta Catania, con le indicazioni. Rivediamo, e questo è un gol che il primo gol diciamo di Wolex, e poi invece eccolo qui il colpo di tacco a traino, arriva e piazza il pallone alzandolo per quanto basta e insaccandolo alle spalle dell'incolpevole Siquera. Risultato: Came Treviso 2, Meta Catania 0. Un 1-2 davvero clamoroso da parte della squadra di casa, e ora ci attendiamo di sicuro la pronta risposta dei campioni d'Italia, che hanno tutte le qualità per recuperare assolutamente questa situazione. E davvero ha fatto male questa combinazione, questa triangolazione. Attenzione ancora Wolex col portiere fuori. Sarebbe stato clamoroso questo gol. Intanto attenzione Podda, la chiusura di Loris Di Guida, palla ancora per Podda, pallone dall'altra parte per Carmelo Musumeci, fronteggiato da Giappa. Vediamo cosa fa, dà ancora per Podda di Mancino, nuovamente per il numero 22 Bocao, lascia lo spazio, si porta in mezzo Bocao, la chiusura di Sacon, prova subito a dare una risposta allo doppio svantaggio la formazione della Meta Catania, prova ad uscire dalla metà campo, il pallone, una specie di portiere di movimento, Podda, palla ancora per Bocao, circolazione di palla che non finisce più, pallone ancora recuperato dalla formazione di casa, l'applauso ovviamente del pubblico di fede trevigiana. A 7:18 punteggio di 2-0. Podda, palla per Carmelo Musumeci, porta avanti il pallone, su di lui c'è Wolex, quindi lo scarico all'indietro ancora per il portiere che avanza palla al piede, supera la linea mediana del campo, cede a Bocao ancora per Sichera, Bocao ancora l'anticipo di Wolex, poi Di Guida in qualche modo cerca con la Veronica, attenzione Bocao, palla per Podda, il tiro, la ribattuta di Guida. Intanto ci sono problemi muscolari ad un ginocchio, forse per il pallone non toccato bene da Sacon. L'intervento a 6:45 dal termine, esce Sacon, entra al suo posto Azzoni, pallone colpito subito da Bocao sul primo palo, Fior non si fa sorprendere, Wolex, pallone alzato altissimo che finisce direttamente sul fondo, ancora le indicazioni da parte dei due allenatori. Bocao, e poi per ancora Musumeci, Podda, su di lui c'è Di Guida, il rimpallo favorisce nuovamente ancora Musumeci che si è postato più in posizione centrale, poi lo scambio di zona con Bocao, si sottrae al pressing di Giappa,
poi il lancio per Bocao e nulla di fatto. Palla che finisce in rimessa laterale. 2-0 a 5:57 dal termine del primo tempo qui al Palacicogna di Ponzano Veneto, con la rimessa in gioco da parte di Loris Di Guida per Wolex, protagonista, super protagonista di questa partita. Palla per Giappa, cade, allarga le braccia, il capitano avrebbe voluto forse un intervento dell'arbitro. Bocao si è già rialzato, come di consueto si dilunga un po' a parlare con l'arbitro il capitano, che se ne approfitta un po' anche quasi della fascia, della possibilità di interloquire con gli arbitri. Bocao, ora Turmena, attenzione al pressing della Kame che sta per metterci il piede Sutton, ma l'intervento ottimo del portiere. Ancora la possibilità da parte della Kame con questo rilancio lungo, l'anticipo per Azzetta, ancora per Azzoni. Azzoni, viene fermato il giocatore della Kame e in qualche modo i giocatori della formazione di casa riescono a fermare il tentativo di percussione centrale di Carmelo Musumeci e ora si rivede nuovamente il portiere che cede sulla sinistra. Palla messa in mezzo da Bocao, ma sulla traiettoria è pronto Fior e quindi palla che è ancora a disposizione da parte della formazione siciliana. Parte il tiro, la chiusura di Giappa sul tentativo di numero 17 Turmena, che si era portato questa volta sul settore di sinistra rispetto al fronte d'attacco della meta Catania. Passaggio ancora all'indietro, palla per Bocao, in qualche modo respinge Fior. Giappa, palla colpita da Musumeci, ancora il numero 14 Bocao, recupera la palla Giappa, è un grandissimo lavoro e questa volta c'è il fallo e il cartellino giallo. Cartellino giallo per Carmelo Musumeci. Straordinaria l'azione di Giappa che è andato via. Eccolo qui, atterrato. Grazie alla regia, sempre pronto Italo Morao a farci rigustare immediatamente le belle azioni di questa partita. Calcio di punizione a 4:29 dal termine del primo tempo, risultato di 2-0. È tutto pronto, il fischio dell'arbitro, il sinistro di Sutton per Azzoni. Per Azzetta non riesce l'aggancio con Giappa, dice ok, va bene così. Quadrato Silvestri che ora è in possesso di palla, all'indietro per il portiere che come al solito dinanzi. Vediamo che Giappa cerca di dargli un po' di fastidio, palla in qualche modo mantenuta da Silvestri che si dispera perché avrebbe avuto la possibilità di trovare un po' di spazio per provare a calciare verso la porta della Kame, non c'è riuscito. Turmena, Sutton su di lui, circolazione di palla, sbaglia tutto Silvestri e quindi con le mani il proprio portiere. Turmena aveva cercato di sorprendere col portiere uscito la Kame. Turmena, Musumeci, Gaetano su di lui, circolazione ancora di palla per Azzetta, perde il pallone, attenzione alla verticalizzazione e la grande parata di Fior su Turmena. Aveva capito tutto Fiora, è uscito con l'ottima tempistica, la rivediamo, ha fatto un passo in avanti, ha chiuso col corpo lo specchio della porta, in qualche modo ha deviato il pallone in corner. Ancora Turmena,
vuole chiudere in avanti assolutamente la formazione di campioni d'Italia. Non ci stanno a essere sotto di 2-0 qui a Treviso, comunque in provincia di Treviso, a Ponzano Veneto, al Palacicogna. Ancora Musumeci, la palla deviata ancora in fallo, in rimessa laterale da parte di Azzoni. Continua, diciamo, la fase in proiezione d'attacco della Meta Catania, in qualche modo con tutte le forze, con tutta la voglia, con tutta l'intensità di cercare di almeno accorciare le distanze prima di andare al riposo. Bastano pochi secondi nel calcio a 5 per cambiare completamente il piano della partita. Musumeci, Turmena, Donin su di lui, Turmena, il solito azione si accentra, Turmena si fa rivedere dall'altra parte, cambio banda, Turmena porta avanti il sinistro, la chiusura di Musumeci Gaetano, ancora Turmena, la chiusura nuovamente del numero 11 della Came. Tutto questo a 1:56 dal termine del primo tempo. Ancora Musumeci, Carmelo Musumeci, su di lui c'è Sutton, si accentra, Turmena, Donin su di lui, Turmena, palla incollata al sinistro, la sgancia all'indietro, ancora a sua volta per il portiere Sichera, oltrepassa la linea mediana del campo, Carmelo Musumeci, sempre lui preso in considerazione nell'impostazione del gioco della Meta Catania, palla recuperata dalla formazione della Came, poi questo rilancio di Donin, ma praticamente restituisce immediatamente il pallone alla Meta Catania, che si riversa nuovamente nella metacampo trevigiana, ancora con Turmena, surplus sul pallone, la palla per Musumeci dopo la suolata, Silvestri, ancora Silvestri sul cerchio centrale del campo con Musumeci, la palla che viene riportata indietro, Turmena non trova spazio alla Meta Catania, si chiude a riccio la formazione della Came, Turmena ancora lo sganciamento, la palla recuperata e messa fuori ancora da Sutton, che non ne ha più, ritorna in campo Sacon. Siamo a meno di un minuto dal termine del primo tempo, risultato che vede la formazione di casa in vantaggio per 2-0 con Musumeci che porta Zonzo il pallone, lo sgancia per Turmena, dall'altra parte cerca l'attacco, Musumeci mantiene il pallone in campo, Musumeci! E la palla toccata di quanto basta perché finisca sul fondo in contropiede. Gaetano Musumeci ha sfiorato il gol del 3-0, chiamata di time out da parte di Silvio Roscia. Tutto questo a 27 secondi dal termine del primo tempo. La Came Treviso è andata vicinissima a portare a quota 3 il proprio score, ma siamo ancora sul 2-0. 0 falli fatti dalla formazione di casa, 1 dagli ospiti. Inquadrata questa volta la panchina, diciamo l'angolo, se fossimo in una gara di box, l'angolo del Meta Catania. Rivediamo il pallone recuperato da Musumeci, ci ha creduto, lo ha mantenuto all'interno del rettangolo di gioco e poi ha cercato il tiro a giro e l'esultanza di Sichera per aver messo il pallone fuori. E c'è il corner, quindi ha chiamato time out Silvio Roscia per andare a costruire in maniera il più possibile efficace l'azione di gioco in conseguenza di questa possibilità di possesso di palla a 27 secondi dal termine del primo tempo. Il corner, i due arbitri Giovanni Zannola e Raffaele Buonocore, uno di Ostia Lidio e l'altro di Castamare di Sabbia, ritornano nelle proprie posizioni. Sul punto di battuta c'è col numero 22 Donin. Azzoni e Sacon lontani.
Sacon, Donin, pallone in mezzo, palla per Azzoni, Fior rimette il pallone subito per Donin che aveva anche stoppato molto bene, riparte Carmelo Musumeci contro Musumeci, la palla che ora mancano pochi secondi dalla conclusione, 2 secondi, l'ultima possibilità con Bocao che è rimasto a terra, avrebbe voluto evidentemente il calcio di punizione. 2 secondi e 07 per l'esattezza. Ora vediamo, forse c'è la necessità di andare ad asciugare il parquet. Mancano 2 secondi, vediamo se sarà confermato il punteggio attuale al termine dei primi 20 minuti di gioco, ovvero lo 2-0 a favore della Came. È andata a segna con Wolex e Sutton, un 1-2 davvero importante per la formazione di casa. Ancora qualche problema, deve essere tutto pronto, tutto asciugato. Le indicazioni di Rocha su questo ultimo tiro, parte il tiro ed è finita qui. Primo tempo con gli applausi del pubblico di casa per quello che è stato dimostrato dalla propria formazione, e adesso servirà un intervallo dove andare a studiare cosa fare nel secondo tempo per la Metea Catania, che al termine del primo tempo si trova sotto 2-0. Per ora è tutto, ci sentiamo ad inizio della ripresa.
Ed ecco qui le immagini nuovamente che vi provengono dal Pala Ciconia. Come vedete dalla sovraimpressione del primo tempo si è chiuso con il vantaggio della Kame Treviso per 2-0 contro i campioni d'Italia della Meta Catania. Adesso attraverso la regia che è sempre pronta avremo la possibilità di vedere anche quelle che sono le due azioni che hanno portato al risultato che vi ho appena descritto. La prima rete è realizzata da Wolex che inizia, trova la triangolazione con Sacon e la palla che finisce in rete. La seconda, rivediamo davvero un gol bellissimo con Wolex che dà di tacco per Sutton, il braccio alzato del giocatore con la maglia numero 10 della Kame Treviso per appunto la confezione del 2-0. Riparte il match, primi istanti della partita, della ripresa con Bocao per Musumeci, parte il tiro, è subito pericolosissima l'azione di Carmelo Musumeci che come nel primo tempo si mette subito in evidenza molti palloni passati attraverso i piedi del numero 22, quindi dall'altra parte si lotta tra Bocao e Giappa, il pallone che viene dato alla Kame che può rimanere quindi in attacco. Ultimo tocco del giocatore della Meta Catania, pallone tra i piedi di Sutton, poi Sacon, parte il destro, palla che finisce sul fondo, botta e risposta per quanto riguarda le occasioni. Attenzione, palla che rimane lì dopo l'intervento di Pulvirenti sul portiere Fiore che si lamenta perché la sfera era già forse tra le sue mani, ma l'arbitro ha detto che è tutto regolare e quindi il possesso per Musumeci, sempre sulla sinistra, il tentativo di partenza di attacco del numero 22. Ora vediamo il portiere Musumeci per Bocao, largo sulla destra, cercato la formazione rosso-azzurra di portarsi in avanti, poi la palla recuperata da Wolex in maniera fallosa e quindi c'è il primo fallo del secondo tempo e il primo fallo in assoluto in questa partita da parte della Kame. È stato ammonito nell'unico invece fallo commesso dalla Meta Catania nel primo tempo Carmelo Musumeci, che deve evidentemente fare attenzione a non prendere un altro cartellino. Bocao per Podda, Musumeci, palla ancora per Podda, l'uscita con i piedi di Fiora che mette il pallone in corner. La chiamata dello schema di Podda ai propri compagni, Bocao si sposta, si va a posizionare in mezzo, parte il tiro di Carmelo Musumeci, poi palla data da Pulvirenti all'indietro al proprio portiere che avanza palla al piede e supera la linea mediana del campo. Avanza molto questa volta Musumeci, palla messa in mezzo da Bocao, il tentativo con la chiamata nuovamente da parte del giocatore che ora mette in mezzo ancora Giappa, è pronto sul primo palo, si inserisce Musumeci, vediamo ancora Podda, parte il tiro lento. Per gli arbitri non c'è stata alcuna deviazione nonostante la richiesta da parte dei giocatori di Wanra, di coach Wanra, che sta guardando vicino alla propria panchina la situazione in campo, che ora vede Giappa per il tiro di Sacon, palla che finisce sul fondo. Arrivano in velocità i giocatori della formazione della Kame per rendersi pericolosi. Ora pallone per Pulvirenti, secondo fallo, rimane a terra
si alza il numero 6, esce, ed ora è Turmena che entra in campo. Lo vedete inquadrato dalla nostra regia. Numero 14. Parte il tiro di Musumeci sul primo palo, fatto buona guardia Giappa, cercato di sorprendere il portiere, il giocatore della Meta Catania. Ora Turmena, un rimpallo, sorride Musumeci. Boccao, solito avanzamento del portiere. Ora vediamo che c'è Musumeci per ancora questa circolazione di palla, si fa vedere nuovamente Pulvirenti in mezzo, capisce tutto Sutton, la chiusura, palla che arriva per Wolex, distribuita molto bene da Giappa. Wolex praticamente 2 contro 4, ancora Wolex, Boccao che questa volta cerca quasi di sorprendere, e intanto la rete di Podda da riaprire il risultato, la partita in contropiede a 16:48. L'ottima azione da parte della Meta Catania, vediamo Podda che su di lui c'era Sutton con il puntone, ha anticipato tutti, il numero 2 della formazione della Meta Catania, e quindi Podda accorcia le distanze 2-1. Azione personale vincente del giocatore della Meta Catania che è riuscita quindi a questo inizio di ripresa ad accorciare le distanze, ma ora ci prova nuovamente Sutton in qualche modo, e la palla finisce tra le mani del portiere, con Sacon che ora ha anticipato Carmelo Musumeci, e quindi Meta Catania che diciamo ha dimezzato le distanze da recuperare dopo il 2-0 di Wolex Sutton. La rete realizzata da Podda al terzo minuto di gioco del secondo tempo, con Boccao, un gol preso in contropiede, anche se comunque la Came aveva lasciato copertura. È stato molto bravo il giocatore della Meta Catania di puntone a sorprendere Fior, e quindi 2-1. Boccao prova subito a riportarsi anche con un altro gol, possibilmente in maniera veloce, per andare subito sul 2-2 e riaprire in questo modo la partita. Attenzione ancora la Meta Catania che si porta con questa situazione dalle parti del portiere avversario, con Giappa per Wolex, poi parte Sutton, il tiro in velocità, ancora questa volta troppa velocità da parte del portiere della Meta Catania, e quindi palla che finisce in rimessa laterale. Donin, Di Guida, Del Gaudio sono i tre giocatori che sono appena entrati in campo per quanto riguarda la formazione di Silvio Roscia. Donin per Del Gaudio, attenzione, Donin a spazio, Donin sbaglia completamente tutto. Donin avrebbe avuto la possibilità di tirare oppure di passare il pallone a Del Gaudio, tanto c'è un fallo, attenzione, cartellino giallo.
Intanto c'è questo calcio di punizione, è il primo fallo della Meta Catania in questa ripresa, 2 ne ha commessi Treviso. Pallone che è calciato direttamente da Wolax in porta, non si fa sorprendere il portiere, quindi il risultato che rimane di 2-1, ma con la formazione della Came Treviso che è andata molto vicina alla realizzazione della terza rete, con di guida ora in possesso di palla la squadra trevigiana. Riparte dal proprio portiere, il lancio subito in velocità verticale per Giappa, troppo veloce, troppo alto, e quindi pallone che ritorna per la Came Treviso. Del Gaudio rientra in campo al posto di Giappa Pulvirenti. Pallone che ora arriva tra le mani di Fior. Un rilancio Del Gaudio in mezzo a 3 avversari, perde il pallone Del Gaudio con questo pallone che viene intercettato da Donin, se non vado errato, ed il pallone che finisce sul fondo quasi vicino all'autogol. La squadra di casa a 13:58 dal termine della partita. Ora rimessa in gioco, il pallone clamorosamente che si alza sopra la traversa, toccato da Pulvirenti. È incredibile, perché è andata molto vicino ancora con Pulvirenti al gol del pareggio. Questa volta la palla finisce sul palo, rivediamo l'azione, il tocco e il palo esterno colpito dal numero 6, vicinissimo al gol del pareggio la compagine campione d'Italia. Ora è Salomone. Tiro dalla distanza, questa volta di Turmena. È andata vicinissimo al pareggio in pochi secondi con 2 azioni clamorose, in particolare la prima. Un protagonista sempre Pulvirenti, la formazione della Meta Catania che sempre col Pulvirenti in questo caso non riesce a mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco. Sono passati quasi 7 minuti di gioco in questa ripresa, con la Meta Catania che è riuscita con Podda ad accorciare le distanze dopo il 2-0 del primo tempo della formazione della Came, che va a segnare il 3-1 a 12:59 con Gaetano Musumeci, che è stato pronto ad trovare il tappino vincente sul secondo palo sul servizio del compagno di squadra. Rivediamo il Wolax, palla per Sacon sul secondo palo, arriva in velocità Musumeci e quindi punteggio di 3-1 dopo aver dominato, diciamo, questo inizio di ripresa ed essere riuscita anche a realizzare il gol del 2-1. Ora la Meta Catania è costretta nuovamente a dover recuperare 2 gol di distacco per il 3-1 della formazione di casa, che è andata in velocità a trovare lo spazio giusto con
pallone dato da Saccon sul secondo palo per Gaetano Musumeci, che è riuscito a trovare l'appuntamento con la palla ed a insaccare alle spalle del portiere della Meta Catania. Punteggio di 3-1. E questo gol è arrivato nel momento in cui dicevo appunto che la Meta Catania era riuscita ad avvicinarsi in maniera importante alla rete del pareggio. Intanto c'è un problema per Salamone, per il numero 8. Che si rialza, si tocca la caviglia della gamba destra. Musumeci Gaetano, autore della terza marcatura della formazione bianco-blu. Wolex, palla per Azzoni che non arriva in velocità, ancora Salomone. E il tiro di sinistro provato da Silvestri con la palla che finisce sul fondo. 12-02. Wolex per Musumeci, che ora sicuramente sarà galvanizzato dalla rete realizzata con la maglia della formazione della Came. Wolex si dispera perché era tutto solo, il pallone non raggiunge il giocatore con la maglia numero 7 della Came Treviso. Carmelo Musumeci pronto a lanciarsi sulla sinistra, ma nel frattempo la palla è per Turmena dall'altra parte, quindi Musumeci decide di tornare indietro. Eccolo qui che viene quindi servito la triangolazione che non arriva a buon termine. Wolex capisce tutto e poi spara in avanti subito in velocità. Turmena, la chiusura di Gaetano Musumeci, gli applausi dalla panchina di Giapa per il compagno di squadra. 11 minuti e 19 al termine del match. C'è questo tentativo da parte della formazione di coach One. E ancora la Meta Catania che ovviamente rimane in attacco per cercare nuovamente di accorciare le distanze. Fior dopo il rimbalzo col pallone. Musumeci, troppo veloce il pallone per Gaetano Musumeci, riparte subito la squadra ospite, capisce tutto Sutton, attenzione Sutton, parte il tiro con il piede, la risposta Wolex tra le mani del portiere della Meta Catania in contropiede, può davvero far male a questo punto la squadra di casa. La chiamata di Roscia, stanno discutendo in campo i due giocatori. Avrebbe voluto il cartellino giallo evidentemente Roscia, probabilmente per il fatto che Sutton forse è stato fermato in qualche modo nella precedente azione. Comunque sia, palla tra i piedi dei giocatori siciliani. Musumeci ancora protagonista, Musumeci, il numero 22 Boccao, perde l'opportunità Wolex di inserirsi in quella situazione. Boccao, palla ancora per Boccao, parte il tiro a rete, la rete da parte di Boccao a 10:05. Boccao trafigge in uscita il portiere Fior, troppo lasciato solo in questa situazione. Palla per Boccao, il tiro forse Fior era fuori troppo dai pali, e comunque sia punteggio di 3-2, partita che si riapre
non che fosse precedentemente chiusa, e 2 gol nel calcio a 5 sono praticamente nulla, soprattutto quando si ha a che fare con un avversario come la Meta Catania contro i campioni d'Italia, che hanno fatto un percorso davvero molto importante a livello europeo quest'anno e quindi hanno grandi capacità tecniche e grande esperienza per poter ribaltare in qualsiasi situazione la partita che li vede ancora sotto di un gol, ma è incredibile come Bocao sostanzialmente abbia tolto dalla porta della Came, ha fatto quasi da difensore. Intanto ancora l'azione in velocità da parte della Meta Catania, che si sta rendendo a ripetizione molto pericolosa per la porta dei ragazzi di Silvio Roscia. È caduto a terra Carmelo Musumeci e intanto è stato messo il pallone fuori dai giocatori della Came, deve essere asciugato il parquet. Appunto a 9 minuti e 19 dal termine del match, Wolex, Sutton, Podda, Gaetano Musumeci per 3-1, Bocao per 3-2. 2 reti nel primo tempo, 3 reti nella ripresa. Gli applausi per il fair play, pallone restituito alla Came che ora lo può giocare, cade a terra Giappa sul contatto di Bocao. Wolex, se ne va via. Wolex è messo a terra, cartellino giallo per Bocao. È il terzo cartellino giallo per quanto riguarda la formazione ospite, 2 falli per parte. Praticamente la Meta Catania ha fatto complessivamente 3 falli in tutta la partita e in coincidenza di questi gli arbitri hanno estratto il cartellino giallo. 8:51 al termine del match. Con questo calcio di punizione sicuramente Wolex ha fatto una grande partita quest'oggi, questa prima giornata del girone di ritorno, la 16ª. Vediamo Wolex, pallone per Giappa, Sacon, Donin, il pallone che supera il portiere però non arriva a destinazione per Sacon. Potenziale azione da rete per quanto riguarda la squadra bianco-blu. Wolex stavolta sulla sinistra, Wolex per Sacon, Wolex, parte il tiro, la risposta del portiere che ha tolto letteralmente il pallone dalla propria porta, esulta con il pugnetto, giustamente. Rivediamo la solita triangolazione, parte il sinistro, un bel sinistro di Wolex sul primo palo, è pronto il portiere avversario, pallone che arriva in campo. 8:30 dalla fine, palla per Giappa, attenzione al contropiede che non arriva. Fiora era già pronto fuori dalla propria area di rigore a calciare in avanti. Podda rientra in campo, colpo di testa, palla per Pulvirenti, ancora numero 14 Bocao, palla messa in mezzo, nessun tocco da parte dei giocatori della Came, un po' di proteste per quanto riguarda la Meta Catania e si riprende con la possibilità di gestione di palla della Came Treviso. Wolex, palla per Donin che ha avuto qualche buona occasione, poi è l'arbitro che dice che calcio di punizione
per fallo commesso da Donin. Dicevo che Donin è stato protagonista un paio di volte per poter incidere sul match, ma non ci è riuscito dal punto di vista delle occasioni da rete. Bocao, palla messa in mezzo, in qualche modo arriva tra le mani di Fior, che fa ripartire Sacon, che sbaglia il passaggio per Sutton. Più i minuti passano, più la partita sicuramente entra nella fase più importante, con una rete da recuperare. La Meta Catania ha tutte le possibilità anche per capovolgere il risultato e far sua l'intera posta in palio. Comunque per prima cosa deve riuscire intanto a pareggiare. Vediamo se ci riesce in questa occasione, su questo possesso di palla con Musumeci. Musumeci parte il sinistro, Bocao, palla ancora per la formazione ospite, in particolare con Podda, che ora riceve il pallone dagli spalti per rimetterlo in gioco con Bocao, ancora il numero 2 Podda. Vediamo se decide di passare per il portiere in questo istante. Sì, quindi c'è lo sganciamento dell'estremo difensore, supera la linea mediana del campo. Musumeci, su di lui c'è Donin. Musumeci mette il pallone in mezzo, Bocao, in qualche maniera poi attenzione Donin, che non riesce, nonostante allunghi il piede, a raggiungere la sfera. Lotta tra numeri 22 con ancora Donin che commette fallo. Si tratta del quarto fallo. Pulvirenti per Musumeci in qualche modo all'indietro dal pallone al proprio portiere. Musumeci, palla di ritorno da Bocao. Questa volta l'arbitro dice che la rimessa in gioco è a favore della formazione etnea. E ora nuovo attacco con la chiusura di Sutton sul tentativo di Podda a 5,54. Vedremo se, nel caso in cui la squadra ospite non riuscisse a pareggiare i conti, se dalla panchina arriverà l'avviso di utilizzare il portiere di movimento. Mancano ancora 5 minuti e 47. Palla recuperata, sbagliato questo passaggio. Tanto si lotta su questo pallone, in qualche modo ne esce la Came con Sacon, palla per Wolex. Sutton si è portato in avanti, Wolex parte il tiro centrale, nessun problema questa volta per l'estremo difensore della Meta Catania. Attenzione, il tiro di Podda, che questa volta, possiamo dirlo, si è mangiato un gol. Da lui ci si aspetta molto di più, esce sconsolato, torna in panchina per riposare assieme a Musumeci. Pallone che finisce dove c'è l'arbitro, il crono, Daniel Fior di Castelfranco Veneto. Bocao è in attesa del pallone sulla sinistra, viene servito il numero 14, il puntone, e palla che finisce fuori. L'ultimo tocco dello stesso giocatore della Meta Catania. 5 minuti e 02. Wolex, le proteste. Sacon era caduto, i giocatori della Came avrebbero voluto il fallo a proprio favore, nulla di tutto questo. Allora il possesso di palla da parte della formazione rossa-azzurra.
con Turmena, su di lui c'è Sutton, Turmena ancora si accentra, solito gioco di Turmena, pallone per Salamone e questa volta la chiusura di Wolex che fa vedere tutta la sua energia. Wolex, palla per Del Gaudio che non riesce ad arrivare sulla traiettoria del pallone, calciato troppo lateralmente. 4:15 al termine del match, con la Meta Catania che ora prova ad aggirare la difesa della formazione di casa con questa serie di passaggi, poi sbaglia tutto in questo caso Turmena, che regala il possesso di palla alla formazione della Came. Rilancio per Del Gaudio, cade a terra, l'arbitro fa proseguire. Abbiamo visto come gli arbitri praticamente non fischino più, si fa male un tocco al volto il giocatore della Meta Catania che ora discute con l'arbitro, manda a quel paese l'arbitro Turmena. Del Gaudio, dopo aver avuto il passaggio di guida, il pallone che viene messo fuori da Pulvirenti. Pulvirenti sta controllando Del Gaudio, anticipato da Salamone, l'incursione di Sacon. Intanto l'arbitro ripala nuovamente ancora con Turmena per la decisione presa precedentemente. Siamo intanto a 3 minuti e 40 dal termine. Del Gaudio sbaglia completamente il contatto con il pallone in velocità. Turmena mette il pallone in mezzo, si rifà Del Gaudio perché mette fuori dalla propria area di rigore la sfera, ma ovviamente c'è il portiere che cerca in qualche modo di assistere ai propri compagni. Poi Wolex cade, aveva provato a calciare direttamente ed eccola qui la chiamata al time out a 3 minuti e 16 da parte della panchina catanese, e quindi prevedo che alla prossima entrata ci sarà l'utilizzo del portiere di movimento. Siamo ormai nelle fasi finali di questa partita, nella quale sostanzialmente dopo circa 10 minuti dall'inizio del match la formazione di casa si trova sempre in vantaggio. Wolex e Sutton per 2-0 al termine del primo tempo, poi Pod ha accorciato le distanze, ma poi è arrivato il 3-1 di Gaetano Musumeci e ancora una volta Bocao ha accorciato le distanze, punteggio di 3-2 così costruito. Ed ora siamo nella parte finale di questa gara, appunto con la Meta Catania che proverà con il portiere di movimento. Infatti è Salamone che ha messo la maglia del portiere. Intanto c'è la richiesta da parte dei giocatori della Meta Catania di asciugare il parquet nella zona dove precedentemente c'è stato il time out da parte della squadra ospite. Ora devono un po' asciugare, perché evidentemente quando i giocatori fanno il time out ne approfittano per bere qualcosa e qualche goccia d'acqua può essere certamente caduta. Riparte il match in questi ultimi secondi di partita, diciamo 180 secondi, poco più al termine del match, con il possesso di palla della Meta Catania che chiaramente con il portiere di movimento, vale a dire Salamone, cercherà
di pareggiare la gara, che ora la vede sotto 3-2. Protesta per un fallo di mano presunto di Boccao, ma gli arbitri fanno proseguire Boccao a giostrare il pallone con Salomone, mentre è Turmena che si è andato a posizionare dall'altra parte del fronte d'attacco sulla destra, tutto largo sulla destra, per i soliti palloni che arrivano in qualche modo. Walex calcia d'esterno, ma la palla finisce abbondantemente sul fondo. 2 minuti e 16 al termine del match, con la Meta Catania che riproverà ancora una volta a portarsi in avanti in maniera pericolosa, cercando. Intanto c'è Carmelo Musumeci che prova in qualche modo a portare in avanti in velocità la palla, ed eccolo qui servito il giocatore, il capitano, con Boccao che ha qualche problema nel recuperare il pallone. Tanto scorre il tempo, siamo a 1:45 dal termine della partita, con Boccao, Musumeci, pallone che arriva a Boccao, circolazione di palla. Vediamo se la Meta Catania riuscirà in qualche modo a tirare, perché fino ad ora non c'è nessun tiro. C'è questo passaggio in mezzo di Turmena, che ha cercato che ci fosse un giocatore della propria squadra in mezzo all'area di rigore. Intanto Pulvirenti entra al posto di Boccao. Pulvirenti scattante, già si è messo all'interno dell'area di rigore della Kame. C'è bisogno di qualcuno. Intanto esce Pulvirenti, si fa vedere, cerca velocità, palla per Walex, parte il tiro, pallone che finisce sul fondo a 1-0-1. Lancio e palla che finisce direttamente in rete, ma non è valida perché non c'è stato nessun tocco, da parte dei giocatori di nessuna delle due squadre, quindi non ci può essere ovviamente il gol sul lancio con le mani da parte del portiere. 42 secondi, Giappa intercetta il pallone. Fasi finali di questa gara, con Musumeci che prova a dare l'ultimo assalto, poi attenzione, la palla che stava per sfuggire a Fior, questa volta può tirare Fior con i piedi. Intanto ci sono discussioni tra Saccon e l'arbitro, forse avrebbe voluto un tocco. Comunque Musumeci a 22 secondi dal termine. La Meta Catania deve sbrigarsi per mettere il pallone in rete, per cercare il pareggio. Intanto attenzione, Saccon perde l'occasione per portarsi in avanti. Ci sono le proteste da parte di Carmelo Musumeci, che avrebbe voluto un cartellino giallo. Mancano 11 secondi al termine. Vediamo se la Meta Catania riuscirà in qualche modo a sfruttare questi ultimi secondi. Deve tirare evidentemente. Intanto c'è Walex che mantiene il pallone in campo e c'è la rimessa laterale per la Kame, e sembra che a questo punto possa essere fatta di guida. Attenzione perché mancano 2 secondi al termine, potrebbe arrivare un colpaccio dal parte della Kame. Scorre il tempo ed è finita qui, la Kame batte i campioni d'Italia per 3-2 al Palacicogna. Finisce con il successo della Kame Treviso, e la Kame Treviso riesce
davvero in questa impresa a battere la formazione della Meta Catania ed iniziare in maniera sicuramente positiva il proprio girone di ritorno con il successo contro la Meta Catania, ed è un buon inizio di girone di ritorno da parte della formazione di Treviso. Ora le strette di mano con gli arbitri e gli avversari, il terzo tempo, l'abbraccio tra i vari giocatori, le spiegazioni, ma ormai quello che è stato fatto è che il risultato è di 3-2 appunto per la formazione trevigiana, che non giocherà la Coppa Italia, ma almeno si è presa la soddisfazione appunto di iniziare alla grande il girone di ritorno. L'esultanza in particolare da parte del presidente della formazione di casa, che quindi può festeggiare. Bene, è veramente tutto. Risultato: Came 3, Meta Catania 2. Andrea Martucci vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, ringrazia dalla parte tecnica tutti quanti gli operatori di ripresa, in particolare la regia di Italo Morao, e vi augura un buon proseguimento di serata.